Siamo nello stand di De Giusti. Allora, è giustamente vino e l'altro vizio degli italiani, Certo. il caffè. E visto che noi facciamo tutti e due, non potevo non portare. Eh sì, Quindi fate produzione di vino ma anche di caffè. esatto, abbiamo la torrefazione e la cantina. La cantina invece da quanto tempo esercita questa professione meravigliosa che è quella appunto del vino? Non molto, diciamo 70 anni di storia, quindi una passeggiata, sì. Siamo seconda generazione. Addirittura seconda generazione. Sì, esattamente, Le- la famiglia De Giusti. Ah bene, ma di questo vino che di tanto si parla e finalmente ritorna, soprattutto qui in Italia, finalmente si comincia a riprodurre vino di alta qualità. È passato un periodo dove si produceva un po' con i vecchi metodi, adesso i nuovi sistemi ci hanno riportato veramente, hanno riportato il nostro paese in edge nei confronti ad esempio di Francia che è il nostro primo competitors. Quali sono i metodi che voi utilizzate in azienda per produrre vino di qualità? Il vino di qualità nasce innanzitutto dal territorio. Non dimentichiamoci che Prosecco non vuol dire vino, ma vuol dire un'area. Noi facciamo il vino nel cuore dell'area del Prosecco, quindi nelle colline del DOCG. Anche se il nostro vino è un DOC, noi utilizziamo le uve del DOCG. Bellissimo, fantastico. Quindi abbiamo il doppio vantaggio di avere il top della qualità in bottiglia e anche un prezzo più competitivo, essendo un DOC.